In questo video vi vorrei parlare di un esame diagnostico molto importante che è la risonanza magnetica cardiaca. Ricapitolando, la risonanza magnetica cardiaca è un esame di secondo livello che viene richiesto come ulteriore accertamento di altri esami fatti. È un esame che può valutare, oltre alla morfologia, ai volumi, alle aree, alle dimensioni e la massa del cuore, anche la funzionalità del cuore come contrattività e per quanto riguarda le valvole, ma soprattutto è in grado di andare a studiare il tessuto miocardico per l'eventuale presenza di fibrosi o edema e il pericardio, i foglietti che ricoprono il cuore. Esiste la risonanza magnetica solo morfologica senza stress farmacologico e quella invece con stress farmacologico che valuta cose diverse.